Una buona giornata, bentrovati, eccoci in diretta con la nostra prima edizione, davvero tanti spunti, tanta cronaca politica, non solo in questa nostra prima edizione di oggi. Ci collegheremo tra pochissimo con Belluno per un'inchiesta importante che riguarda i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina, ma torneremo anche sulla tragedia in A4 in cui ha perso la vita ieri pomeriggio un manager. Oggi è però anche il giorno della visita alla Biennale del Ministro della Cultura Giuli. Allora andiamo subito, eccolo qua, sta già parlando in diretta da Venezia. Questo meraviglioso padiglione. Aspetta Ministro, c'è un messaggio che arriva dalla Biennale Arte secondo lei? Il messaggio che arriva dalla Biennale Arte è la libertà, come sempre, la bellezza, la cura della funzione sociale delle arti, al di là di qualsiasi polemica. Ha visitato anche lei i giardini dell'Arsenale, i giardini della Biennale? No, adesso stiamo andando a Palazzo Labia, è una visita un po' veloce questa. È un segnale distintivo la sua presenza qui? Sì, naturalmente è un segnale dovuto al Padiglione Italia, che è il padiglione del Ministero della Cultura, e è un segnale di sopraggiunta tranquillità, è un segnale che ci lasciamo alle spalle ogni polemica, è un segnale di amore per Venezia, casomai non si fosse capito che l'amore per Venezia non era mai venuto meno, è un grande segnale d'amore per la Biennale, qualunque cosa sia accaduto, per la storia della Biennale e per tutto ciò che esprime insieme con il Ministero. Ha visto Buttafuoco? Perfetto, grazie. Sì, certo che l'ho visto. Com'è andata? Benissimo, come può andare con Buttafuoco? Grazie mille a tutti. Grazie. Allora così siamo riusciti a cogliere proprio all'inizio della nostra diretta, lo avete visto, il Ministro Giuli alla Biennale, sopraggiunta tranquillità, l'avete visto, lasciate alle spalle le polemiche, ha detto Giuli, un segnale d'amore per la Biennale e la sua storia. Allora poi ci collegheremo nel prosieguo della nostra diretta con Filippo Fois e Sandro Ponchio che sono alla Biennale, ma allora torniamo alla cronaca, dicevamo, perché è già pronta e grazie per la pazienza la nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi da Belluno, perché proprio questa mattina è arrivata la notizia di questa inchiesta condotta dalla Procura di Belluno sulle opere per le Olimpiadi, in particolare sotto la lente l'importante cantiere e il bando di gara per l'Apollonio Socrepes. Tiziana, a te. Silina, buongiorno. A 3 mesi esatti dalla chiusura dei Giochi Olimpici Invernali 2026, una vera e propria valanga giudiziaria si abbatte sulle Olimpiadi. Era nell'aria per la verità da qualche tempo e peraltro ci sono diversi filoni di indagine aperte dalla Procura di Belluno, che questa mattina ha disposto le perquisizioni in 5 città italiane, a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina, alla ricerca di prove che confermino quanto già acquisito a carico dei responsabili dei vertici di Simico, società committente, della Graffer, società esecutrice della Apollonio Socrepes, l'eterna incompiuta, 35 milioni di euro la gara d'appalto. Ufficiali di polizia giudiziaria della squadra mobile di Belluno assieme agli uomini dello SCO, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma, stanno acquisendo documentazione personale e societaria per ricostruire la gara d'appalto che nel febbraio 2025 venne annullata dopo la diffusione di notizie di stampa. Erano notizie che riguardavano l'interessamento alla realizzazione, ai lavori da parte di 2 colossi del settore, la Leitner e la Doppelmayr. Nel comunicato della Procura di Belluno per la verità non si fa cenno alle 2 società, ma il riferimento è evidente. Il reato ipotizzato a carico dei soggetti indagati, al momento non sappiamo né quanti siano né chi sono, non è noto e comunque il reato ipotizzato è di turbata libertà della gara d'appalto. Nel comunicato che è stato diffuso
Questa mattina dal procuratore capo di Belluno, Massimo De Bortoli, conosciutissimo anche per l'inchiesta di Veneto Banca. L'ipotesi investigativa concerne, ve lo leggo, la possibile sussistenza di condotte che grazie ad accordi collusivi o comunque tramite modalità fraudolente hanno deliberatamente favorito la società Graffer SRL nell'assegnazione dei lavori a discapito di altre ditte interessate all'esecuzione degli stessi, con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'attività di indagine specifica il procuratore De Bortoli è svolta anche con l'ausilio di consulenti tecnici e sono rivolte a rafforzare un solido compendio probatorio che nel frattempo è già stato acquisito. Ulteriori dettagli contiamo di riferirveli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Lina. Grazie a Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Vedremo appunto gli approfondimenti di questa inchiesta coordinata dalla Procura di Belluno, condotta dalla Questura di Belluno. Allora noi andiamo avanti perché c'è un'altra operazione di cui dobbiamo dar conto molto importante. Siamo tra Vicenza e Pisa. È stata sgominata dai carabinieri una banda dedita a furti e rapine anche violente. Uno degli episodi contestati è una rapina a Malo. Sentiamo Mirko Cavallin e Simone Squarcina. Buongiorno dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza con Simone Squarcina. Gli uomini dell'Arma hanno messo a segno nel corso della notte, le prime luci dell'alba, un'importante operazione tra la provincia di Vicenza e la provincia di Pisa, smantellando una banda dedita a furti e rapine. 4 le persone arrestate, 4 quelle denunciate, 2 i casi in particolare al centro delle indagini dei carabinieri. Una violenta rapina ai danni di 2 anziani a Malo nel marzo 2025 e poi pochi giorni dopo il tentativo di effrazione in una casa che era sotto sigilli perché nel Veronese erano stati trovati i cadaveri mummificati di altri 2 anziani. 3 sono cittadini italiani tra gli arrestati, 1 invece è di origine balcanica, assicurati alle carceri di Vicenza e di Pisa, come ci hanno spiegato i comandanti dell'Arma e del nucleo operativo di Vicenza. Comandante, un'importante operazione che ci fa tornare indietro al marzo 2025. Sì, infatti, alle luci dell'alba di quest'oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza ha concluso questa importante operazione per garantire la sicurezza nella nostra comunità. In particolare sono stati arrestati 4 soggetti ritenuti responsabili di rapina e furti in villa e le indagini hanno tratto origine appunto da una spietata rapina in villa che era avvenuta nel marzo 25 a Malo. 3 degli indagati sono stati individuati in Toscana, in particolare nella provincia di Pisa, a Pisa e a Pontedera, un altro invece a Torre Blevicino, quindi nella nostra provincia berica. E a marzo appunto è avvenuta questa molto violenta rapina in villa a Malo, in cui 2 coniugi sono stati colti di sorpresa durante la notte. In particolare l'uomo era stato colto all'esterno nel giardino mentre stava portando il proprio animale domestico a spasso e i malviventi avevano fatto irruzione in casa, avevano addirittura legato le vittime e poi le avevano rapinate di ingenti valori, fino a 50.000 euro circa abbiamo quantificato il danno. Nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima 2 coniugi morti mummificati e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Quindi addirittura sono andati a sciacallare all'interno della casa di persone già defunte. Il loro modus operandi ce lo riassume? Allora, diciamo che arrivano, sicuramente ci sono dei sostegni logistici in provincia. In questo caso abbiamo accertato che da fuori provincia arrivano con alcune macchine veloci.
poi hanno rubato delle targhe, sostituiscono la targa per cercare di non essere visti né presi e poi vanno via. Come dicevamo prima, diversi mesi di indagine, un'indagine coordinata magistralmente dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che ha visto un connubio tra il lavoro investigativo della componente investigativa provinciale e il controllo del territorio fatto dalla stazione Carabinieri di Malo e dalla compagnia Carabinieri di Schio. L'attività di indagine che abbiamo concluso stamattina con questa operazione, che sono state assicurate alla giustizia tutte e 4, anche non c'è stata alcuna criticità, anche se qualcuno delle persone che doveva ricevere il mandato ha cercato comunque di non farsi prendere o comunque di fuggire all'atto giudiziario. Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare se ci siano legami con altri episodi criminosi avvenuti in particolare nell'ultimo periodo, anche nel Vicentino. Questo dunque è il quadro dell'operazione dei Carabinieri che hanno sgominato, lo avete sentito, questa banda di predoni, di rapinatori, anche autori di colpi che hanno destato grande impressione nel nostro territorio, quindi davvero una notizia positiva. La cronaca incombe, allora noi ci spostiamo su un altro fronte, quello degli incidenti stradali. Ieri è stata una giornata nera in Veneto perché l'altro ieri nel pomeriggio c'era stata una vittima, un giovane uomo nel Veronese, e poi ieri un morto a Caldogno, e ancora nel pomeriggio un terribile incidente in A4, l'ennesimo purtroppo. Sappiamo che l'A4 è davvero uno scenario pericoloso sul fronte della sicurezza. Purtroppo un'auto che è finita per tamponare un tir ha preso fuoco immediatamente, il conducente è morto e non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un manager di 57 anni, originario del Porto Gruarese, ma operativo in un'azienda di Pramaggiore. Allora Esmeralda Dalla Longa con Michele Zanette è già pronta in diretta per farci il quadro proprio della vittima di questa ennesima tragedia sulla strada. Esmeralda. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo, come vedete alle mie spalle, proprio di fronte all'azienda Uno Contract, azienda di mobili dove lavorava la vittima dell'incidente stradale di ieri, che si chiama Massimo Tabaro, 57enne, che come dicevi tu anche ha perso tragicamente la vita in un incidente in seguito a un tamponamento contro un camion che è stato letale, poiché la BMW X1, il mezzo su cui Tabaro era, ha preso improvvisamente fuoco, lasciando carbonizzato il povero 57enne. L'uomo era un noto imprenditore, era molto conosciuto nel Porto Gruarese. Abbiamo sentito anche prima dei colleghi qui a Pramaggiore all'azienda Uno Contract, della quale la vittima era figlio del titolare, e sono sconvolti, non hanno voluto momentaneamente rilasciare dichiarazioni perché aleggia un clima di tristezza incredibile per questo tragico episodio. Era conosciuto come un uomo pieno di idee, pieno di risorse, un grandissimo lavoratore, noto imprenditore nell'azienda, ma anche una persona conosciuta nel Porto Gruarese e anche in Pramaggiore. Un cordoglio, si uniscono in lutto tutta la comunità, i colleghi, gli amici, i parenti. Sappiamo che appunto era il figlio del titolare dell'azienda ed era anche il nipote di Angelo Tabaro, che è una persona molto conosciuta in Veneto, poiché era insomma una persona molto conosciuta a livello anche culturale, diciamo nel settore della cultura della regione Veneto. Purtroppo il tragico incidente
Inizialmente era difficile per anche i vigili del fuoco che hanno tirato fuori il corpo dalle lamiere dell'abitacolo tutto carbonizzato. È stato difficile arrivare all'identità. Dopo lunghe ore di attesa, però, quando si è arrivati a capire l'identità della vittima, ecco, c'è stato un forte sconforto da parte di tutta la comunità, che al momento è fortemente vicina alla famiglia di Massimo, e anche i colleghi, come dicevo, sentiti prima, tutta l'azienda lo conosceva e si stringe ai familiari. Insomma, un noto imprenditore che sicuramente era molto conosciuto a livello sociale, ma anche emotivamente parlando descritto come una grande persona. E sentiremo ulteriormente qualche voce di collega o chi lo conosceva bene, insomma, e proprio qui all'azienda 1 Contract di Pra Maggiore. Per il momento da Pra Maggiore è tutto, cedo la linea in studio. Grazie Esmeralda, grazie. Purtroppo un'altra vittima, e allora vi diamo conto di un altro incidente in cui purtroppo ha perso la vita una persona. Siamo a Caldogno, il 60enne Remo Marangoni in sella al suo scooter ieri è finito contro un SUV, lo schianto mortale non gli ha purtroppo lasciato scampo. La tragedia all'improvviso. A Rettorgole di Caldogno, in via Ponte Marchese, la tranquilla quotidianità di una giornata come tante nel centro del paese viene spezzata da uno scontro frontale. È l'1:10 del pomeriggio quando un SUV e una moto, per causa in corso d'accertamento, urtano violentemente una contro l'altra. Nell'impatto l'auto si ribalta, travolgendo alcuni segnali stradali prima di terminare sopra il marciapiede, dove in quel momento, per fortuna, non stava passando nessuno. Purtroppo il motociclista viene sbalzato sulla strada. Si tratta di un 60enne di Vicenza che sarebbe morto sul colpo. Viene lanciato l'allarme. Sul posto si precipitano la polizia locale dell'Unione Caldogno Isola, oltre ai medici e agli infermieri del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Due Ville. Per il 60enne non c'è più nulla da fare. Il conducente dell'auto riporta solo leggere contusioni. Ora toccherà agli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'ultima tragedia della strada. Questo dunque la cronaca. Allora torniamo a parlare di furti. Abbiamo sentito prima l'operazione dei carabinieri di Vicenza che ci ha riportato il nostro Mirko Cavallin su appunto furti e rapine nelle abitazioni. Altro scenario, quello che ci propone la nostra Monica Smiderle, che con Alessandro Costa Curta è a Bassano del Grappa, perché c'è stata una raffica di furti di portafogli in un supermercato del quartiere San Vito, e cresce naturalmente la preoccupazione tra la gente, le persone, spesso pensionati, casalinghe, che vanno appunto a fare la spesa e che si ritrovano con questa brutta sorpresa. Monica. Buongiorno Natalina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, cresce la preoccupazione, l'allarme tra i cittadini, tra i residenti di quartiere San Vito a Bassano, che è un quartiere molto popoloso della città, già al centro di altri fatti di cronaca anche nei mesi scorsi. Oggi che cosa vi raccontiamo? Quello che dicevi, la raffica di furti che è stata registrata all'interno del supermercato all'Iper che vedete alle mie spalle. Si tratta di furti di portafogli che vengono compiuti, messi a segno all'interno del punto vendita tra le corsie, presi di mira in particolare anziani, soprattutto donne. Perché? Perché i ladri con grande destrezza riescono a infilare le mani nelle borse delle clienti e a rubare il portafogli. Definirla microcriminalità, Lina, credo sia riduttivo, perché insomma subire il furto del portafoglio, sapere che qualcuno ha infilato le mani nella borsa, sicuramente non è da definirsi un furto minore rispetto a tanti altri episodi che comunque raccontiamo nei nostri telegiornali. Allora ripercorriamo quello che è successo insieme nel servizio di Ivano Tolettini.
5 furti di portafogli nel giro di pochi giorni e allarme all'Aliper del quartiere San Vito di Bassano, dove i ladri stanno colpendo clienti anziani e donne con una rapidità impressionante. I malviventi agiscono come falchi, osservano le vittime tra corsie e casse, poi sfilano il portafoglio da borse e tasche, approfittando di un attimo di distrazione. Nonostante il supermercato abbia raddoppiato la sicurezza privata, il fenomeno non si arresta. Una donna si è recata ai carabinieri per denunciare l'ennesimo furto. Tra i residenti cresce la preoccupazione. C'è chi parla di bande organizzate che entrano in azione dentro e fuori il supermercato negli orari più affollati. La richiesta ora è una sola: più controlli e maggiore presenza delle forze dell'ordine. Questi dunque i fatti, questa la cronaca di quanto sta accadendo all'interno del supermercato all'Iper di quartiere San Vito negli ultimi giorni. Abbiamo avvicinato i clienti del punto vendita, tutti ci dicono di prestare la massima attenzione, di tenere il portafoglio in mano oppure nelle tasche delle giacche, ma cercando di prestare appunto la massima attenzione. Abbiamo parlato anche con la direzione del supermercato che ci conferma di aver raddoppiato la vigilanza, di aver intensificato i controlli per assicurare naturalmente maggiore sicurezza ai clienti. Se non ci sono domande da studio, Lina, io restituisco la linea. Grazie a Monica Smiderle e Alessandro Costacurta per questo collegamento. Prima di procedere vi devo leggere una notizia che per la Marca Trevigiana è senza dubbio un colpo di scena giudiziario. Torniamo a distanza di 30 anni sull'omicidio della pasticcera di Roncade, Sandra Casagrande, perché la donna uccisa nel gennaio del 91, delitto irrisolto, indagine e inchiesta. Questo è un caso che è stato anche oggetto di un libro e di appunto ripetuti ritorni anche degli inquirenti su questa vicenda. C'è un indagato, questa la novità. A distanza di 30 anni appunto le indagini coordinate dalla Procura di Treviso registrano un nuovo sviluppo. Al centro degli approfondimenti condotti dal nucleo investigativo di concerto con l'aliquota carabinieri della sezione di PG, la Procura, ecco, c'è un 57enne residente in provincia formalmente iscritto nel registro degli indagati e si sta verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche riportate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio. Quindi vedremo ulteriori approfondimenti. Va da sé che si tratta di un delitto perpetrato nel 91, quindi a una distanza di tempo così significativa, oltre 30 anni. È evidente che se l'indagato è un 57enne, l'ipotesi investigativa è che abbia commesso questo delitto in epoca giovanissima, insomma da poco più che ventenne. Vedremo quali sono gli sviluppi, magari vi daremo ulteriori aggiornamenti più tardi. Restiamo in tema di rapine, ne abbiamo parlato dall'inizio di questa edizione. È un fenomeno, lo sappiamo, che interessa non solo il nostro territorio direttamente, ma tutto il nord-est. E allora andiamo da Omar Costantini, che è in diretta da Tolmezzo. Anche il Friuli Venezia Giulia è evidentemente terra purtroppo di razzie da parte di queste bande, spesso di trasfertisti, Omar. E allora c'è un episodio che ha riguardato appunto una rapina in villa, con il commento anche del primo cittadino del territorio, perché queste sono zone solitamente tranquille, Omar.
Sì, buongiorno, prendiamo la linea da Tolmezzo, giustamente come hai detto tu. Il fatto è avvenuto sabato sera intorno alle 23, una villetta tra l'altro che si trova a pochi passi, diciamo, dal centro di Tolmezzo, una via molto trafficata anche perché è una via veloce di collegamento alla vicina variante della strada statale che porta o a Udine o a Tarvisio o viceversa, porta verso il passo della Mauria. Come hai detto tu, queste sono zone tranquille dove si respira ancora l'aria di montagna e via dicendo, però purtroppo avvengono questi fatti. Dicevamo il tutto intorno alle 23, i malviventi sono entrati in casa approfittando del fatto che i due proprietari erano a letto, hanno iniziato la loro opera, il marito ha sentito qualcosa, è sceso in cucina e si è trovato davanti i malviventi che l'hanno immobilizzato, poi hanno immobilizzato anche la moglie, li hanno legati, per fortuna non sono stati malmenati, già questa è una notizia positiva nella negatività di quanto vi stiamo raccontando, e da lì poi hanno terminato la loro opera dandosi alla fuga. Soltanto una volta che il marito è riuscito a liberarsi ha allertato i carabinieri e da lì si sono avviate le indagini di polizia giudiziaria. Allora adesso, come hai detto tu, andiamo a sentire il racconto del primo cittadino, Roberto Vicentini, che abita a 200 metri da dove è avvenuto il furto barra rapina, che ci racconta un po' nei dettagli cosa è successo, e abbiamo chiesto anche a lui per quanto riguarda il tema sicurezza, come si vive nel capoluogo carnico. Dopodiché la linea torna a te, Lina, per la prosecuzione di prima edizione. Sindaco, allora questo fatto di cronaca avvenuto sabato sera in pieno centro, possiamo dire, a pochi passi dal centro di Tolmezzo, che ha un po' scosso l'intera comunità. Ma diciamo che siamo rimasti tutti un po' a bocca aperta davanti a questa notizia. Tolmezzo non è abitudinaria. Ho fatto un po' una valutazione degli ultimi 10 anni di eventi di questo tipo. Furti nelle abitazioni vuote ce ne sono stati, magari anche sporadicamente, ma con questo sistema è la prima volta che sentiamo sta notizia. Peraltro mi pare di capire che c'è un certo riservo da parte delle forze dell'ordine che stanno svolgendo le loro indagini. L'unica cosa è che in tutto questo, per fortuna, non sono rimasti i soggetti in questione, non hanno avuto problemi personali di aggressioni fisiche o altro. Questa è l'unica cosa che ci lascia tranquilli. Per il resto, ripeto, è anche un po' strano il contesto, perché qui siamo nel quartiere delle Valli, che è un po' un incrocio fra le residenze popolari quelle che sono delle piccole abitazioni come quella dei signori che sono immerse in un contesto che è fra il centro studi e questa zona popolare. Siamo praticamente in centro, in poche parole. Tra l'altro possiamo dire, signor Sindaco, anche perché conosco bene il territorio, questa è anche una zona trafficata anche sabato sera, no? Beh sì, proseguendo da qui abbiamo l'ingresso per quella che è la strada statale che porta giù all'autostrada, ma qui a pochi metri abbiamo l'ingresso della Mosaico, che è una fabbrica che ha quasi 200 dipendenti e su cui c'è un continuo via vai per i turni. Ecco, lei mi diceva anche a telecamere spente che queste sono zone un po' particolari dove non c'è proprio la presenza ancora di telecamere, di videosorveglianza, gioco forza dopo quanto accade, magari qualche richiesta avverrà comunque. Allora, non è che le telecamere le puoi mettere ovunque, nel senso che per qualche cittadino dà anche fastidio la presenza massiccia di telecamere. È stato grazie a un intervento della Regione e della Prefettura di Udine, Tolmezzo è tutto circondato dalle telecamere, dalle vie di uscita, agli ingressi, al centro storico. Non è che puoi metterle ovunque, questo è un dato di fatto, poi ci sono un iter autorizzativo per poterle mettere. Certo che questo episodio ci metterà nelle condizioni anche di fare un'eventuale valutazione sul potenziamento sulla rete viaria che circonda Tolmezzo. Senta, si dice una rondine non fa primavera e questo non vuol dire che Tolmezzo è una città insicura, però chiaramente lei, per quanto di competenza, cercherà di alzare un po' l'asticella per dare una garanzia in un certo senso di tranquillità ai suoi cittadini. No? Beh, devo dire su questo e fare un complimento alle forze dell'ordine, perché ultimamente con l'incremento che ci sono state di giovani leve all'interno sia del corpo di polizia che dei carabinieri, si sono intensificati i giri notturni delle pattuglie. Certo è che il territorio è vasto, la competenza che hanno in questo momento le caserme di Tolmezzo è spesso condiviso anche con altri paesi della Carnia e anche con la Pedemontana, per cui i miracoli non si fanno. L'unica cosa
possibile è quello che è l'intervento della tecnologia. Ci è capitato più volte che grazie alle telecamere si è riusciti tempestivamente. Peraltro devo dire che la centrale della polizia urbana qui di Tolmezzo ha il collegamento sia con la polizia che con i carabinieri ormai da un anno, che vedono in tempo reale tutti quelli che sono i passaggi e i movimenti. Così dunque i territori cercano di difendersi grazie ai colleghi della redazione di Udine. Allora c'è ancora tanta cronaca di cui vi dobbiamo dare conto, ma apriamo una parentesi sulla politica, perché grande scalpore ha fatto l'annuncio l'altra sera in diretta a Ring di Alberto Villanova, leghista storico del quartiere del Piave, ex capogruppo in regione del Carroccio, che ha lasciato il partito, non ho rinnovato la tessera, ha detto, in aperto contrasto, in aperta polemica con la dirigenza del partito. Ma a quanto pare i riposizionamenti, chiamiamoli così, politici, anche in vista delle elezioni del prossimo anno, non finiscono qui, e dunque dopo la Lega e Fratelli d'Italia passa il partito, a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, anche l'ex consigliere regionale Luciano Sandonà. E allora noi andiamo in diretta con Chiara Gaiani e Andrea Benetti e il diretto interessato. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Lo dicevi bene, Luciano Sandonà ha aderito al movimento, al partito del generale Vannacci, a Futuro Nazionale. Nel passato Consiglio regionale è stato anche presidente della Commissione Bilancio, eletto con la lista Zaia, che poi è confluita nel grande gruppo quindi della Lega, leghista davvero insomma storico di questa area del Padovano, ma del Veneto. Prima il passaggio a Fratelli d'Italia nella corsa alle regionali, adesso l'adesione al movimento di Vannacci. C'è qualcosa nella Lega che non funziona più, Luciano Sandonà? Ma non voglio entrare in dinamiche proprie della Lega, però evidentemente si è perso un po' la bussola, si è persa un po' la direzione, insomma, e il partito è un po' insomma in queste condizioni, ma lo sappiamo bene, abbiamo visto anche le ultime dichiarazioni anche di esponenti importanti che, ricordo, hanno fatto la storia, hanno dato serietà, concretezza a un certo tipo di progetto, che è quello che abbiamo portato avanti negli ultimi 10 anni in Consiglio regionale. Ecco, ricordo l'amico e collega Alberto Villanova, che ha gestito il gruppo per 5 anni in maniera, direi, egregia, portando avanti tutto quello che erano le politiche, diciamo, regionali e del presidente Zaia, che poi insomma hanno dato anche un'immagine e uno standing particolare alla regione, che si sta ancora portando avanti, devo dire, cioè è un'immagine, uno standing che la regione si porta come eredità dell'eredità del presidente Zaia. Ecco, allora perché adesso l'adesione al movimento di Vannacci? Beh, movimento nuovo che parla ai giovani, che parla in maniera diversa, in maniera libera, concreta, che va dritto alle problematiche del nostro tempo, che sono l'immigrazione, la sicurezza nelle città, la tutela delle forze dell'ordine, il mondo del lavoro, una visione nuova, prima che ce la vedano e ce la troviamo, diciamo, come negli ultimi tempi della politica dell'energia, perché ci troviamo purtroppo a pagare nei confronti degli altri paesi europei il gas e l'energia elettrica il 30% in più rispetto ad altri paesi europei, e questo è frutto comunque di scelte politiche sbagliate, soprattutto a livello europeo, scelte politiche che ci hanno vincolato e che vincono il nostro paese in politiche assurde, perché per esempio, tanto per dire, il gas lo andiamo a comprare dove costa meno, piuttosto che guardare, diciamo, certe determinate situazioni che poi si trovano dappertutto, perché l'Algeria, l'Azerbaigian non sono di sicuro delle democrazie, diciamo, di stampo occidentale. Quindi un approccio diverso, libero, diretto,
lato della politica, che è quello che usa il generale Vannacci e quello che ho trovato, diciamo, nei suoi comizi, con un grandissimo entusiasmo, tantissimi giovani, quindi anche possibilità di credere nel futuro di persone che si impegnino nella gestione della cosa pubblica. Ecco, allora facciamo un passo indietro rispetto a quanto diceva adesso Luciano Sandoná, andiamo a sentire le reazioni del mondo politico, di molti esponenti della Lega al mancato rinnovo della tessera di Alberto Villanova, di cui ha parlato anche prima Sandoná. Sentiamo. Non nego che sono abbastanza sorpreso di questa decisione, capisco la delusione per la mancata elezione, nonostante tutto il lavoro che ad Alberto va riconosciuto in questi anni come consigliere regionale e capogruppo, però non nego appunto la sorpresa, ma avrò occasione in giornata di fare una chiacchierata. Sorpreso il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin, anche perché, dice, dovesse esserci qualche defezione in Consiglio regionale, Villanova sarebbe il primo dei non eletti a rientrare al Ferrofini. Dispiace che se lo farà, e immagino che se dovesse capitare l'occasione lo faccia, non lo farà nelle file della Lega. Dalla Camera dei Deputati sorpresa e dispiacere da parte di Gianangelo Boff. Con lui abbiamo condiviso tante battaglie e tante sfide. È una notizia che mi rattrista e mi dispiace molto. Una decisione che impone anche una riflessione nel partito, secondo il vicepresidente della provincia di Padova. Una scelta sicuramente dolorosa la sua, che va compresa, che va rispettata, ma che al tempo stesso ci indica una strada importante e obbligatoria come Lega, che è quella di valorizzare meglio i nostri amministratori, valorizzare meglio la nostra classe dirigente. Ecco, lo avete sentito il vicepresidente della provincia di Padova, Daniele Canella, leghista, parlare proprio di una richiesta di valorizzazione degli amministratori, che sono stati, per voce peraltro dello stesso presidente Stefani, sempre il vero valore della Lega. Lei come amministratore non si è sentito valorizzato? Sicuramente io ho ricevuto un trattamento che è stato unico nella regione Veneto, penso sia stato l'unico candidato in regola con i contributi, in regola con tutto il partito, non ho ricevuto neanche una telefonata, ma vedo che stanno continuando, diciamo, su questa linea anche con altre persone che erano evidentemente vicine al presidente Zaia. Ecco, questa sembra la linea. Poi per quel che riguarda la valorizzazione degli amministratori locali, mi sembra che stia andando in senso contrario rispetto a quelle che sono le enunciazioni, ecco. Per cui leggo i nomi sui giornali e mi sembra, insomma, che ci sia qualche incongruenza rispetto alle dichiarazioni. Un'ultima domanda, ci provo: indiscrezioni su future adesioni a Futuro Nazionale? Diciamo che in questo momento è uno tsunami per quel che riguarda le iscrizioni, quelle di tutte le persone, perché sinceramente non sono state stimolate, non c'è un particolare stimolo all'iscrizione al partito, però partito che nasce il 1° di marzo e che oggi siamo il 21 di maggio, ha più di 40.000 iscritti, di cui 5.000, più di 5.000 in Veneto, ovviamente un partito che sta facendo boom. Teniamo presente che il PD ha poco più di 100.000 iscritti a livello nazionale. Quindi questo per dare i confronti e i numeri, ma io credo che nel prossimo futuro ci saranno molte altre sorprese. Ecco, allora ringraziamo davvero Luciano Sandoná, ringrazio anche per la collaborazione tecnica Andrea Benetti. Vi lascio con le parole raccolte questa mattina dalla collega Marta Zatta, che ha incontrato il presidente Stefani proprio sull'uscita dal partito di Alberto Villanova. Poi la linea può tornare allo studio. Mi dispiace ovviamente, però io in questi 6 mesi ero concentrato a rispondere ai cittadini. Io sono un presidente di regione, devo prima rispondere ai cittadini del Veneto, poi posso rispondere agli ex consiglieri regionali. Su questo credo sia normale e doveroso che i cittadini del Veneto abbiano la priorità. Così dunque il presidente Stefani. Grazie ai colleghi di Padova. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Ritorniamo in diretta da studio, prima edizione di Antenna 3, torniamo su quello che è successo ieri a Motta di Livenza. Si sono vissuti momenti davvero di grande paura per 3 giovanissimi studenti, quindicenni, studenti dell'istituto Scarpa. Poteva infatti avere conseguenze drammatiche, se non tragiche, l'incidente stradale che ha visto i 3 ragazzi coinvolti, investiti mentre attraversavano la strada da
da un'auto, hanno riportato fortunatamente ferite non gravi. Subito si è precipitata sul posto la dirigente scolastica. Li ho visti, li ho salutati, è stato molto toccante. La dirigente scolastica si è subito precipitata sul luogo dell'incidente per accertarsi delle condizioni dei suoi studenti. I due che erano sull'ambulanza per Oderzo mi hanno risposto, hanno detto che insomma non stavano così tanto male e che andavano a fare un controllo. Il ragazzino invece sull'elisoccorso era più provato e quindi mi ha guardato, mi ha lanciato uno sguardo affettuoso. 2 quindicenni sono stati portati in ospedale a Oderzo, un terzo studente è lì trasportato al Cafoncello. Non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Primo Maggio e via Dante Alighieri, a poche centinaia di metri dall'istituto Scarpa frequentato dai giovani. Da una prima ricostruzione il gruppetto di studenti stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Porsche condotta da un trentenne del posto che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Tra l'altro è stato proprio all'uscita di scuola, quindi intorno all'1:10. Ci siamo precipitati per vedere cos'era successo, abbiamo visto subito le ambulanze e l'elisoccorso. La paura è stata tanta anche perché noi abbiamo qui a Motta una scuola con 800 studenti e penso che insomma tutti dovremmo fare un po' più di attenzione quando ci sono appunto le scuole o in prossimità delle strisce pedonali. In quel momento l'incrocio era pieno di studenti appena usciti da scuola. A quell'ora c'è proprio una fiumana di gente che attraversa, poi si sa i ragazzi essendo anche in gruppo magari attraversano vicino l'attraversamento pedonale ma sicuramente lì in prossimità e quindi è doveroso comunque fermarsi e cercare di fare attenzione. Per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di studenti e adulti presenti durante il sinistro. La Porsche ferma in mezzo alla strada poco distante, la targa che si è staccata con l'impatto. Dagli accertamenti eseguiti il conducente del veicolo è risultato in regola con i documenti di guida e con gli obblighi assicurativi e di revisione del mezzo. I residenti che la nostra Daniela Sizzia insieme a Nicoletta Rizzetto ha sentito lì sul posto parlano comunque di un incrocio pericoloso e naturalmente il tema è di grande attualità dopo anche quello che è successo a Motta ieri e la grande paura per questi 3 studenti. Il coro è unanime, la strada è pericolosa soprattutto quando escono gli studenti dalla scuola, i cittadini attoniti di fronte ad un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi e mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del sinistro, i residenti chiedono maggiori controlli. A volte attraversano anche un po' così, anche senza guardare, questo sì, e allora noi arriviamo, rallentiamo perché percepiamo che stanno attraversando, insomma. Cerchiamo di rallentare, di fermarci, insomma. Ma è pericoloso comunque? Sì, è pericoloso perché forse è anche un po' sbagliato che deve fare questo così, non so, veramente. Forse andrebbe messa una segnaletica maggiore, più importante? Sì, questo è importante. Bisogna prestare una maggiore attenzione, ribadiscono i cittadini, sia agli automobilisti che transitano in prossimità di questo incrocio all'uscita dei ragazzi da scuola, sia agli studenti che attraversano la strada. Corrono abbastanza. Le auto? Sì. E anche i ragazzini quando arrivano? I ragazzini non attraversano neanche sulle strisce, perché lì c'è il palazzetto e vengono su. Stessi genitori non insegnano ad attraversare sulle strisce, quindi l'errore è abbastanza grave. Quindi diventa pericoloso per gli automobilisti ma anche per loro? Diventa pericoloso per tutti. Bisogna sempre rallentare comunque, chi è in automobile sicuramente sì. Questo quello che è successo dunque a Motta. Adesso noi ci spostiamo con un'altra notizia che sta destando naturalmente clamore, topi in un vano tecnico nel blocco del policlinico dell'azienda ospedaliera di Padova. Dopo il ritrovamento è stata avviata la disinfestazione con l'azienda ospedaliera che spiega l'attività chirurgica prosegue in modo regolare. Topi in un'area del policlinico dove a scopo precauzionale sono state chiuse alcune sale operatorie. Il ritrovamento, avvenuto in un vano tecnico non comunicante con gli spazi dedicati all'attività assistenziale, secondo quanto emerge da una nota diffusa dall'azienda ospedaliera, è stato al centro di un incontro che ha ridefinito anche un piano di riorganizzazione finalizzato a dare continuità all'attività delle sale operatorie. Secondo alcune indiscrezioni, a contribuire alla presenza dei roditori potrebbero essere stati anche i cantieri del tram, che
hanno comportato la realizzazione dei sottoservizi proprio a ridosso dell'area ospedaliera. Nella nota diffusa l'azienda precisa che è stata avviata immediatamente la procedura di disinfestazione estesa in via precauzionale a tutti gli ambienti clinici e non del blocco trattamenti del Policlinico. L'attività chirurgica sta proseguendo regolarmente in quanto riorganizzata in altre sale operatorie dell'azienda, ad eccezione di pochi interventi non urgenti che sono stati riprogrammati per i prossimi giorni. Quanto sopra è stato condiviso e pianificato con i professionisti interessati e con l'ufficio tecnico per evitare disservizi e favorire la continuità delle attività. Vi abbiamo dato in apertura di questa edizione la notizia dell'inchiesta della Procura di Belluno sulla una delle opere, la cabinovia Polonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo, una delle opere legate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. C'è la nota della società di infrastrutture Simico, che in merito alle notizie sulle indagini della Procura conferma di aver immediatamente garantito la più ampia e totale collaborazione agli organi inquirenti nell'ambito delle attività di accertamento in corso relative alla cabinovia di Cortina. La società, come sempre è avvenuto in ogni fase della propria attività istituzionale e realizzativa, si è messa integralmente a disposizione dell'autorità giudiziaria, fornendo e continuando a fornire tutte le informazioni richieste con trasparenza, tempestività e spirito di piena collaborazione, si legge nella nota. Simico rinnova la propria totale fiducia nell'operato della magistratura e degli organi inquirenti, nella convinzione che ogni approfondimento consentirà di chiarire compiutamente i fatti e di certificare e confermare ancora la correttezza, la linearità amministrativa e la piena regolarità dell'operato posto in essere dalla società. Questa dunque la nota che è arrivata da Simico relativamente all'inchiesta. Città di Belluno dunque scossa da questa novità, anche se la collega Tiziana Bolognani diceva che era nell'aria, e Città di Belluno che si appresta a dare l'ultimo saluto a Gianclaudio Bressa, perché questa mattina dalle 9 alla casa funeraria in via Sarajevo in città è stata aperta la camera ardente per l'ex sindaco del capoluogo e parlamentare di lungo corso scomparso 3 giorni fa. Domani i funerali alle 16 in cattedrale. In questi giorni numerosi messaggi della politica nazionale e locale. Anche il Lions Club Belluno ricorda Bressa socio del sodalizio per una decina d'anni. Un amico generoso e competente, scrive il presidente Alessandro Toscano, ironico e costruttivo, che ha dato molto anche al Lionismo, alla sua città e al suo paese. Queste sono giornate naturalmente di visite e appuntamenti politici nel territorio, non solo elettorali. Ieri in Veneto, prima a Vicenza e poi a Venezia, è stata la volta del ministro dell'Interno Piantedosi, che in prefettura in entrambe le città ha presieduto al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sul tavolo in discussione, naturalmente partiamo dal Vicentino, andiamo in ordine cronologico, il tema della sicurezza nel capoluogo quanto in provincia. Noi dall'inizio dell'anno scorso abbiamo destinato a questa provincia, dicevo, 236 nuove unità di personale delle forze di polizia che hanno segnato una possibilità di avere un turnover positivo di 30 unità. Entra subito nel vivo così il Ministro dell'Interno sul nodo principale, la carenza di organico delle forze dell'ordine sul territorio, sottolineato più volte dagli amministratori pubblici del Vicentino che avevano consegnato al prefetto le loro istanze, preoccupati per la mancanza dei rimpiazzi dovuta ai pensionamenti. Siamo riusciti a registrare quindi un turnover che va leggermente sopra il 10% di quella che è la massa critica di personale che abbiamo movimentato. Altre immissioni contiamo di farne, abbiamo la fuoriuscita ai corsi della prossima estate, la Polizia di Stato mi ha già dato il conto che dovrebbero essere almeno 20 unità che destinerà, quindi immaginabilmente farà lo stesso l'Arma dei Carabinieri e la Finanza, quindi diverse decine di unità di personale. A livello
nazionale registriamo che si sta abbassando la curva delle fuoriuscite per pensionamenti, che pure qui aveva inciso. Oltre al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un segnale importante del Ministro è stato rivolto ai sindaci e ai rappresentanti delle categorie economiche. Proposto al sindaco, abbiamo condiviso anche un discorso importante di implementazione del sistema di presidio del territorio anche con le tecnologie. Abbiamo preannunziato che abbiamo destinato al Comune di Vicenza 400.000 euro per questo, ma altre risorse possiamo rinvenire e mettere sul tappeto per migliorare il presidio del territorio anche attraverso questi sistemi. Quest'estate ci sarà una delle più grandi quote di assegnazione della Polizia di Stato. Il Ministro ha detto che c'è un'indicazione ma non ci sono ancora i numeri. È chiaro che la richiesta è quella che ci sia perlomeno un'equiparazione rispetto ai pensionamenti, anzi speriamo di poter andare oltre. Ci ha garantito che avrà un'attenzione particolare per il nostro territorio, ci sarà un incremento delle forze di polizia, ma soprattutto ha spinto sul fatto del tema della videosorveglianza per creare un sistema condiviso che ci sia la possibilità anche di usare le telecamere delle persone private, delle aziende private, non solo quelle pubbliche. E dunque sicurezza nei comuni del Vicentino. L'appello è arrivato proprio dai territori al Ministro: pene più severe per i furti in abitazione, ne abbiamo parlato tanto, e più potere ai sindaci. Con il nuovo decreto sicurezza sicuramente qualche passettino in avanti è stato fatto. Servono più poteri ai sindaci, come ormai ribadito più volte in più sedi, per intervenire direttamente ognuno nel proprio territorio. Chiediamo al Ministro che nei limiti del possibile aumenti il numero degli agenti di pubblica sicurezza in giro per il territorio, anche nei piccoli centri. Maggiori pene per chi appunto continua a introdursi nelle proprietà altrui, perché appunto è questo quello che ci chiedono i cittadini: ci vogliono pene più severe e ci vogliono più controlli. È fondamentale avere il personale è quello che fa la differenza, il numero degli agenti e il numero delle strutture che possano garantire un lavoro immediato ed efficiente è fondamentale, per cui al Ministro chiederemo questo sostanzialmente, insomma quello di essere presenti nel territorio e di permettere ai nostri agenti di svolgere il servizio in maniera efficiente e in maniera immediata soprattutto. E poi, come detto, il Ministro Piantedosi si è spostato a Venezia, altro scenario impegnativo, anche qui tavolo per l'ordine e la sicurezza. Dai rapporti del Viminale, a Venezia ci sarebbe un calo del 5% dei reati, è stato però annunciato l'arrivo di più uomini, finanziamenti e un reparto speciale per la sicurezza urbana. La Procuratrice ha preannunziato che costituirà un nucleo specializzato proprio sui reati di sicurezza urbana, quindi sarà un'interfaccia specializzata proprio con le forze di polizia sui reati che riguardano proprio la sicurezza urbana. Abbiamo dato 457 uomini in più delle 3 forze di polizia. Stiamo cercando di dare un contributo anche per quello che riguarda il miglioramento delle dotazioni logistiche alle politiche di sicurezza, tipo abbiamo 1.700.000 euro e oltre che abbiamo destinato per il triennio in corso al Comune di Venezia col Fondo Sicurezza Urbana, vale a dire risorse per videosorveglianza oppure per lo straordinario dei vigili urbani. Ma ho annunciato che ho anche in animo di dedicare 2 milioni di euro specifici alla città di Venezia dei fondi sviluppo e coesione del Ministero dell'Interno. Siamo in attesa di poter sottoscrivere un accordo con la Regione e quindi destinare 2 milioni di euro da destinare proprio alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana della zona di Via Piave, quindi un intervento di concorso anche con dei soldi chiaramente alle politiche che il Comune metterà in campo probabilmente per riqualificare quell'area. Quindi, insomma, il miglioramento della situazione quindi in Via Piave, dice, o comunque generalmente sa che Mestre anche per i dati del suo Ministero è una delle... Mi dicevano che rimane una situazione sempre da attenzionare, ma che nella sinergia che è stata messa in campo c'è una prospettiva di cura, come è doveroso da parte mia ma da parte nostra nei confronti di una città straordinariamente meravigliosa, bellissima ed importante come Venezia, che è una cartolina dell'Italia. Quindi ecco perché oggi ho voluto assicurare la presenza anche per dare il segno tangibile dell'interesse, e tornerò in occasione di queste iniziative che abbiamo programmato.
Episodio di cronaca che naturalmente ha fatto grande scalpore in queste ore proprio a Venezia, la faida tra famiglie magrebine per la contesa della leadership nel controllo dello spaccio in laguna. E dunque dopo l'aggressione e l'accoltellamento nel weekend alle Zattere, polizia e carabinieri hanno risposto arrestando 5 persone. Sono stati arrestati in 5 appartenenti al clan della famiglia tunisina Sacca in seguito all'escalation di violenza a Venezia sfociata nell'aggressione e nell'accoltellamento di alcuni membri della famiglia tunisina Mallat. Violenza che nasce dalla faida per la contesa sull'acquisizione della leadership nella gestione di traffici illeciti nella città lagunare, in particolare per il controllo del territorio e lo spaccio. Gli arresti arrivano a seguito delle indagini coordinate dalla procura con polizia e carabinieri. Gli investigatori hanno individuato e fermato gli uomini che avevano colpito con katane e coltelli nel corso di una rissa i rivali, ferendone 2, costretti poi a rivolgersi alle cure dei sanitari all'ospedale. I 2 tunisini erano già stati feriti in una precedente rissa un mese fa in Calle San Barnaba e poi una ventina di giorni prima in Campo Santi Apostoli. La polizia ha inoltre ricondotto ad alcuni appartenenti a un clan il tentato omicidio di un connazionale il 22 aprile scorso. L'operazione ha portato a 2 distinte misure cautelari che dispongono la custodia in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. Non va molto meglio in un'altra piazza come Trieste, c'è stata anche lì una maxi rissa tra almeno 30 persone tra via Pascoli e le zone limitrofe, allarme che è scattato a tarda sera. Si fronteggiano a colpi di mazze e spranghe, poi quando non hanno più cosa lanciarsi addosso vengono al corpo a corpo fra calci e pugni, scene da Fight Club, quelle vissute dai residenti di via Pascoli e Manzoni poco prima delle 23 di ieri sera, mercoledì 20 maggio. E proprio dai palazzi sovrastanti, fra lo spavento e la paura di veder danneggiata la propria auto in sosta, è stato girato questo filmato. Almeno 20, secondo la questura, i giovani che si sono fronteggiati nel nuovo preoccupante episodio di violenza. I residenti parlano addirittura di 30 soggetti. Stando alla polizia intervenuta sul posto con 2 volanti più una pattuglia dei carabinieri, si tratta degli stessi protagonisti dell'episodio di sabato 9 maggio in via Lazzaretto Vecchio, nella zona della Movida. Stavolta la baruffa fra bande rivali, non è chiaro perché si fronteggino, spaccio o controllo del territorio in stile Maranza, si è spostata nella zona di Piazza Garibaldi, in per poi diventare ancora più cruenta nelle vie limitrofe. Tra i protagonisti ci sono italiani, pakistani e marocchini, sia maggiorenni che minorenni. Una decina di questi, identificati, interrogati sul posto, erano coinvolti anche nell'episodio precedente. Gli agenti hanno sequestrato 3 spranghe, 2 mazze e un coltello che erano stati nascosti sotto le auto in sosta. Tra i vari oggetti rimasti a terra lungo la via, come vedete, anche delle tenaglie, come si nota in questo video registrato da Trieste All News. 2 le ambulanze chiamate per la medicazione dei feriti, anche se a quanto pare gran parte dei soggetti più violenti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sono in corso le acquisizioni delle immagini dei circuiti di sorveglianza del circondario, mentre sui soggetti noti si attendono denunce o eventuali DASPO urbani. E ci ricolleghiamo proprio con Trieste, col prossimo servizio, perché ieri in Veneto c'era anche il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha fatto tappa a Mestre e lì ha parlato anche della ben nota vicenda delle 2 classi elementari di Marostica in gita proprio a Trieste tra i migranti della rotta balcanica, ministero che dovrebbe mandare gli ispettori a scuola per capire come mai sia stata presa un'iniziativa del genere, raccolta firme scattata a favore invece delle maestre, e Salvini è intervenuto su questo tema
dicendo che educare gli alunni all'illegalità è sbagliato. Ecco ciò che penso della gita di classe tra i migranti clandestini a Trieste. Così appunto il ministro e vice premier nel tardo pomeriggio a margine del sopralluogo che ha svolto alla stazione di Mestre. C'è un commento sul caso degli alunni di Marostica che sono andati in gita a Trieste a partecipare a questo progetto di aiuto per i migranti? Non l'ho seguito, ho solo sentito le motivazioni di uno degli educatori che riteneva che non si possa definire qualcuno clandestino. Insomma, c'è una legge. Quindi è bello educare i bambini alla curiosità, al rispetto di ogni essere umano, però si entra e si rimane in Italia se si ha il diritto di farlo, perché un conto è l'immigrazione positiva, regolare, e Mestre ne è un esempio, un conto è l'abuso, il caos, l'anarchia, l'illegalità, la clandestinità, che i nostri figli vengano educati all'illegalità non mi sembra una cosa intelligente da fare. Questo prescinde da questioni religiose, culturali, etniche. Ci sono delle leggi, chi non rispetta delle leggi non ha il diritto di rimanere in Italia, appunto. Così il ministro Salvini, leader della Lega. Allora, noi torniamo su una notizia, davvero un colpo di scena, su un caso trentennale che vi abbiamo dato poco fa, a distanza di 35 anni, siamo nel 1991, dall'omicidio di Sandra Casagrande, la donna uccisa, la pasticcera di Roncade, uccisa il 29 gennaio del 91 all'interno della pasticceria Due Torri, appunto di Roncade. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso registrano un nuovo clamoroso sviluppo. Al centro degli approfondimenti un 57enne residente in provincia formalmente iscritto nel registro degli indagati. Gli investigatori stanno verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto, conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio. La svolta nasce da ulteriori analisi scientifiche eseguite sui reperti che hanno consentito di isolare un profilo genetico maschile rimasto per lungo tempo senza attribuzione, nonché dal successivo confronto con la banca dati nazionale del DNA. Gli accertamenti sviluppati attraverso moderne tecniche di indagine genetica hanno consentito di far emergere elementi ritenuti meritevoli di approfondimento investigativo. Sandra Casagrande venne trovata priva di vita la sera del 29 gennaio del 91, come detto, all'interno della propria attività. Da allora il caso è rimasto tra quelli più complessi e conosciuti della cronaca trevigiana, e abbiamo visto immagini che negli anni dal nostro archivio, arrivano dal nostro archivio, negli anni abbiamo riproposto ogni qualvolta si è riparlato di questo delitto rimasto finora impunito. Adesso, come detto, c'è un indagato. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati con la nostra prima edizione, tante notizie che vi stiamo dando. Adesso torniamo sulla inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso, 30 aziende in crisi, svuotate del patrimonio e portate al fallimento con un sistema studiato nei dettagli. Ci sono 12 indagati, sequestri per quasi 5 milioni di euro. L'inchiesta della Guardia di Finanza trevigiana è un nuovo filone investigativo che ruota attorno a un caso già noto. Sentiamo. Un sistema rodato costruito secondo gli investigatori per prendere il controllo di aziende in difficoltà, svuotarle delle risorse e lasciarle fallire. È il quadro emerso dall'indagine della Guardia di Finanza di Treviso, che ha portato a 12 indagati e a un maxi sequestro da 4 milioni e 700 mila euro. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero 4 consulenti aziendali che, pur senza incarichi ufficiali nelle società coinvolte, avrebbero diretto un vero e proprio gruppo operativo attraverso contatti continui anche attraverso
attraverso chat riservate. L'odierna indagine nasce a seguito della liquidazione giudiziale di due società, una società a responsabilità limitata e una società per azioni con sede nella provincia di Treviso e di Padova. E il gruppo di fatto a cui appartenevano i sodali ha gestito negli anni complessivamente 30 aziende dislocate sull'intero territorio del nord-est, 16 delle quali sono attualmente in liquidazione giudiziale. Secondo l'accusa, il meccanismo era sempre lo stesso: acquisire aziende già aggravate da debiti, trasferire denaro e beni verso altre società riconducibili allo stesso circuito e infine lasciare le imprese senza patrimonio, incapaci di far fronte ai creditori e al fisco. Tra le operazioni finite sotto la lente degli investigatori anche il trasferimento di un ramo d'azienda del valore di quasi 3 milioni di euro verso una nuova società attraverso compensazioni considerate fittizie. Un passaggio che avrebbe consentito di sottrarre beni al pagamento delle imposte e rilanciare l'attività sotto una nuova veste societaria. Le Fiamme Gialle parlano di un disegno criminoso replicato in oltre 30 aziende tra Veneto, Friuli, Lombardia e Toscana. Non è rilevante il settore l'attività svolta dall'azienda, ma il fatto che l'azienda che versa in condizioni finanziarie difficili si apra ai sodali e che con la scusa di entrare per aiutare in realtà fanno l'esatto opposto. Questo nuovo capitolo investigativo si collega all'inchiesta già aperta su Flavio Zanarella, imprenditore padovano, sedicente business angel ed ex responsabile sviluppo di Feder Contribuenti, già arrestato nel luglio 2025 nell'ambito di un'altra operazione per reati finanziari e tributari. E poi la violenta rissa all'Eden Bar di Borso del Grappa, l'episodio a fine marzo con i 4 responsabili che sono stati identificati e denunciati. Calci e pugni, sedie e tavoli lanciati uno contro l'altro, arredi del bar danneggiati. L'ennesima violenta rissa all'Eden Bar di via Molinetto a Borso del Grappa è scoppiata la sera del 22 marzo e ora i carabinieri sono arrivati a identificare e denunciare i 4 giovani che se le sono date di santa ragione. Un episodio precedente con protagonisti degli avventori sudamericani si era verificato a fine agosto. A dare il via alla nuova indagine la denuncia presentata dalla stessa titolare del bar che per colpa della furia dei 4 clienti si è ritrovata un bel po' di spese da sostenere. Siamo riusciti attraverso le immagini di videosorveglianza a identificare i 4 giovani, sono tutti ragazzi tra i 25 e i 19 anni, residenti nel Vicentino, che sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata da lesioni personali e per danneggiamento. Uno di loro ha riportato delle ferite guaribili in 7 giorni e quindi da qui l'accusa di rissa aggravata. Si tratta di 3 giovani di Bassano del Grappa, 2 25enne di origini marocchine e un 25enne albanese. Il quarto, un 19enne, abita invece a Rosà. Uno dei 4 è anche finito al pronto soccorso con una prognosi di una settimana. La maggior parte di loro sono incensurati, uno solo ha dei piccoli precedenti, ma niente di rilevante. Insomma, avevano alzato il gomito, questa è la motivazione? Probabilmente sì, probabilmente era questa la motivazione. Davanti invece alla tabaccheria di Piazzale Generale Giardino a Bassano del Grappa c'è stata una vera e propria rapina con gli inquirenti che sono vicini all'identificazione del responsabile del grave episodio. La rapina è avvenuta proprio in questo punto. Il 70enne stava facendo degli acquisti in queste macchinette quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che l'ha colpito in pieno volto, ferendolo, facendolo cadere a terra, quindi gli ha rubato il portafoglio. Il rapinatore con il contante e le carte di pagamento si allontana rapidamente. Siamo in Piazzale Generale Giardino, in pieno centro, a Bassano. La vittima, ancora sotto shock, riesce a chiamare il 113 e a dare l'allarme. In pochi minuti sul posto arrivano gli agenti del commissariato di polizia che fanno scattare le ricerche, mentre il 70enne procede con il blocco delle tessere. Il rapinatore però è già riuscito ad utilizzarle in 2 distinti acquisti per un importo di circa 50 euro. È successo un'ora tarda e noi eravamo già chiusi. È arrivata la polizia, sono arrivati gli agenti, vi hanno chiesto anche le immagini della videosorveglianza. Sì, ma noi non ce le abbiamo perché non sono funzionanti le videocamere delle macchinette delle sigarette. Che zona è questa? Era mai accaduto un fatto così violento? No, un fatto così violento no.
Un episodio grave che preoccupa chi vive e lavora in questa zona. Intanto le indagini proseguono e il rapinatore sarebbe già stato individuato. Si tratterebbe di un immigrato nordafricano sui 35 anni. Già in passato ha dato problemi a questa città. Il commissariato, intervenuto tempestivamente, sta identificando compiutamente il soggetto per dare strumenti adeguati all'autorità giudiziaria. Io mi auguro che questa sia una situazione, un evento che merita la massima attenzione, come già c'è massima attenzione, ma che porti a un risultato decisivo, perché non è possibile trovarci certi soggetti che girano per il centro pur essendo ben conosciuti. E sappiamo che anche i cimiteri sono presi di mira in questi giorni. Domenica vi abbiamo dato conto di una vera e propria rapina subita da un'anziana di 88 anni. A Silea invece sono tornati i ladri, perché quello che fa gola purtroppo nei cimiteri spesso e volentieri è il rame delle grondaie e delle coperture. È stato un colpo fallito quello avvenuto nella notte tra lunedì e martedì al Camposanto di Silea, dove alcuni malviventi sono stati costretti alla fuga dopo l'allarme lanciato da un residente. Cimiteri ancora nel mirino dei ladri di rame, il cosiddetto oro rosso. Il colpo questa volta però è fallito grazie alla segnalazione di un cittadino. La scorsa notte al cimitero di Silea, in via Creta, alcuni malviventi sono stati costretti alla fuga dopo l'allarme lanciato da un residente. I ladri hanno forzato il cancello del Camposanto e si sono arrampicati sui tetti delle cappelle funerarie, iniziando a smontare coperture e grondaie in rame. A far saltare il piano è stato però il rumore dei lavori. Un cittadino della zona insospettito ha contattato il 112 segnalando movimenti anomali. L'intervento dei carabinieri è stato immediato, ma al loro arrivo i ladri si erano già dileguati. Sul posto sono stati recuperati un cumulo di rame già accatastato e diversi attrezzi da scasso, pronti per essere portati via. È un atto ignobile, niente di più. Cosa può essere? Rubare dove la gente ricorda i suoi cari o altro, mi sembra che sia veramente una cosa ignobile, l'unico termine che ritengo idoneo. I carabinieri della stazione di Silea hanno avviato le indagini e acquisito le immagini della videosorveglianza della zona per risalire alle loro identità. Non si tratta però di un caso isolato. Nei giorni scorsi, nei cimiteri di Nogarà e Ciano, a Crocetta del Montello, i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo, trafugando grondaie in rame. Sempre nei giorni scorsi, al cimitero di Chiarano, invece, un'anziana di 87 anni era stata rapinata dopo essere stata picchiata violentemente al volto, finendo all'ospedale. Gestisco una chiesa, la chiesa, e là vengono a rubare le elemosine, che ci sono dei lumicini, quindi centesimi, e fanno danni che poi sono irreparabili anche per la struttura della cassetta, tutto quanto. Sono dei vigliacchi, perché non capisco rubare, ma andare a rubare in cimitero e in chiesa è una cosa vergognosa, tagliare le mani. Fin qui la pagina dei furti. Apriamo un altro capitolo. Si sta procedendo con le verifiche e gli accertamenti sul caso dell'ex professore di religione trevigiano che nel Padovano è accusato di abusi su 7 minorenni. I genitori dei bambini dell'asilo di Albignasego, dove lavorava il 37enne in segreteria, hanno lanciato una petizione per allontanare dal centro dell'infanzia appunto l'ex insegnante. Il parroco ha risposto con una lettera. Il parroco della parrocchia di San Lorenzo di Albignasego ha scritto ai genitori del centro per l'infanzia che hanno chiesto le sue dimissioni per aver ospitato in canonica Francesco Saviane, 37enne, ex professore di religione accusato di aver abusato di 7 minorenni, e per averlo assunto come segretario dell'asilo. Nella lettera Don Cesare conferma quello che già l'avvocato del 37enne aveva anticipato al termine dell'interrogatorio davanti al giudice in tribunale, ovvero che Saviane in queste ore ha lasciato la canonica per un altro luogo dove rimanere agli arresti domiciliari. La vicenda dell'ex professore di religione accusato di abusi sessuali nei confronti di ragazze e ragazzi minorenni ha travolto la parrocchia di San Lorenzo, scossa e addolorata. I genitori dei bambini che frequentano il nido e la scuola dell'infanzia Carlo Oliviero hanno lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni dell'attuale direttivo del centro dell'infanzia. Sono già più di 400 le firme raccolte. Nella bufera anche una suora, oltre al parroco Don Cesare, che contro le disposizioni della diocesi ospitava in canonica Francesco
Francesco Saviane dal 2023, periodo nel quale era stato allontanato dall'insegnamento della religione nell'Istituto Barbarigo, dove erano scattate le prime segnalazioni dei presunti abusi. Nella petizione i genitori chiedono l'allontanamento del parroco e della suora dagli incarichi gestionali, un chiarimento ufficiale e l'attivazione di procedure a tutela dei minori. Nella lettera inviata nelle scorse ore alle famiglie, il parroco spiega che l'ex professore di religione non ha mai avuto ruoli educativi all'interno dell'asilo ed è stato già licenziato, ma invita anche alla prudenza di fronte al cieco sospetto. E poi ci sono i vari distinguo di questi giorni. L'Istituto Barbarigo di Padova, dove l'ex professore esercitava, ha spiegato nei dettagli i rapporti con l'individuo. Saviane, dicono, allontanato subito nel 2023 appena ci furono le prime segnalazioni. Francesco Saviane non era più insegnante di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova già dal 1° settembre del 2023. Così si legge nella nota stampa redatta dalla dirigente scolastica Maria Pia Vallo e da Giovanni Ponchio, presidente della Fondazione Girolamo Bortignon, che gestisce alcune scuole paritarie della provincia di Padova, in merito alla vicenda che vede coinvolto Francesco Saviane, che per alcuni anni ha rivestito il ruolo di docente di religione all'Istituto Barbarigo. Per quanto di propria competenza, la scuola si è attivata con tempestività, si legge sempre nella nota, responsabilità e senso istituzionale, ponendo al centro la tutela degli studenti e delle studentesse e il rispetto della comunità scolastica. In queste ore stanno tuttavia circolando ricostruzioni, commenti e descrizioni che rischiano di generare confusione e di coinvolgere impropriamente persone, famiglie, studenti e professionisti che quotidianamente operano con serietà e dedizione all'interno della scuola. Si legge ancora. Una vicenda dolorosa, quella dell'ex insegnante di religione, emersa dopo le denunce di 7 tra ragazzi e ragazze minorenni che lamentavano comportamenti inappropriati e abusi del 37enne ex seminarista. I vertici dello storico istituto superiore padovano, sempre nella nota, sottolineano di essere a disposizione delle autorità competenti per ogni chiarimento. E sarà eseguita settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il 44enne di Padova, operation manager dell'agenzia Albatros Top Boat di Verbania, che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 sub esperti italiani. La salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La Procura di Roma ha affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del padovano Gianluca Benedetti, vittima della tragedia delle Maldive. La salma del 44enne, dopo l'arrivo a Malpensa nelle scorse ore, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo il rimpatrio, l'autopsia verrà eseguita anche sui corpi delle altre 4 vittime recuperati in questi 2 giorni dal team di speleosub finlandesi della Dan Europe. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. Verranno acquisiti e analizzati i filmati della telecamera GoPro recuperata nella grotta e tutta l'attrezzatura utilizzata dalle 5 vittime per l'immersione nelle grotte. Secondo la legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha organizzato la crociera scientifica, nessuno dei 5 sub aveva un brevetto full cave necessario per raggiungere le profondità dove sono stati ritrovati i corpi. La professoressa genovese Monica Montefalcone aveva anche una muta corta non adatta ad ambienti marini così profondi. L'ipotesi che si fa strada è che il gruppo possa essersi perso, forse a causa delle correnti. Nel video della Dan Europe le immagini finali dell'operazione di recupero dei corpi delle ultime 4 vittime. Nelle scorse ore sono stati recuperati dagli abissi i corpi di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Dedino, e sono stati trasferiti a Malè in attesa del rimpatrio delle salme. Voltiamo pagina, torniamo a Venezia. Siamo riusciti all'inizio della nostra prima edizione a proporvi un veloce spezzone dell'intervista rilasciata dal Ministro della Cultura Giuli alla Biennale, dopo tutto quello che è capitato, le polemiche con il Presidente della Fondazione. Allora è collegato per noi in diretta Filippo Fois con il solito scenario bellissimo alle spalle, ti invidiamo molto Filippo, e in diretta con Sandro Ponchio, perché il Ministro Giuli ha detto delle cose importanti sui rapporti tra il Governo e la Biennale.
Sì, buongiorno Rina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. È stata però, dobbiamo dirlo, una visita lampo, quella del ministro Giuli, che come sapete non ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di questa Biennale, anche perché non c'è stata neanche una cerimonia di inaugurazione della Biennale, dopo tutte le polemiche che ci sono state e soprattutto dopo la dimissione in massa della giuria internazionale della Biennale. La visita oggi di Venezia è stata una visita lampo che ha riguardato solamente il padiglione Italia che si trova qui alle corderie dell'Arsenale. Il ministro Giuli non è stato ai giardini invece della Biennale, dove si trovano per esempio il padiglione russo innanzitutto e poi anche il padiglione israeliano, che sono stati al centro delle polemiche di questi giorni. Una visita istituzionale perché il padiglione Italia è curato proprio dal Ministero della Cultura italiano. Giuli all'inizio ha detto che avrebbe rilasciato solamente una dichiarazione, poi lievemente incalzato ha detto riguardo a Buttafuoco che è e rimane un suo carissimo amico, ma diciamo che sulla questione biennale la divergenza di opinioni rimane. Tra poco sentiremo quello che ci ha detto in un'intervista molto breve, ha rilasciato circa un paio di minuti di dichiarazioni, poi a microfoni spenti ci ha lasciato citando Aristotele in una massima in cui parlava della verità e dell'amicizia e diceva: sebbene entrambe le cose siano care, è dovere sacro onorare la verità prima degli amici. Il riferimento era per l'appunto a Pietrangelo Buttafuoco. Possiamo vedere l'intervista che Giulia ha rilasciato circa un'ora fa e poi la linea torna allo studio. Dove eravamo rimasti? Siamo nel padiglione Italia, incantati dalla visione dell'allestimento che Cecilia Canziani ha fatto delle magnifiche opere di Chiara Camoni. Ci tenevo moltissimo, l'avevo detto, a visitarlo, molto al di là delle aspettative, l'energia e la vitalità che trasmette questo meraviglioso padiglione. Senta Ministro, c'è un messaggio che arriva dalla Biennale Arte secondo lei? Il messaggio che arriva dalla Biennale Arte è la libertà, come sempre, la bellezza, la cura della funzione sociale delle arti, al di là di qualsiasi polemica. Ha visitato anche lei i giardini dell'Arsenale, i giardini della Biennale? No, adesso stiamo andando a Palazzo Labbia, è una visita un po' veloce questa. È un segnale distintivo la sua presenza qui? Sì, naturalmente è un segnale dovuto al Padiglione Italia, che è il padiglione del Ministero della Cultura, e è un segnale di sopraggiunta tranquillità, è un segnale che ci lasciamo alle spalle ogni polemica, è un segnale di amore per Venezia, caso mai non si fosse capito che l'amore per Venezia non era mai venuto meno, è un grande segnale d'amore per la Biennale, qualunque cosa sia accaduto, per la storia della Biennale e per tutto ciò che esprime insieme con il Ministero. Ha visto Buttafuoco? Perfetto, grazie. Sì, certo che l'ho visto. Com'è andata? Benissimo, come può andare con Buttafuoco? Grazie mille a tutti. Grazie. Così dunque il Ministro Giuli, grazie ai colleghi di Venezia per questo collegamento che ci ha offerto la possibilità di ascoltare l'intervista integrale. A Treviso adesso, con le immagini dei 580 e oltre bambini di tutte le quinte elementari della città, del capoluogo, in campo agli impianti delle Acquette per la seconda edizione di Giocando senza frontiere. Non una semplice giornata sportiva, ma un grande laboratorio di inclusione. A Treviso lo sport diventa strumento educativo con la seconda edizione di Giocando senza frontiere. Gli impianti delle Acquette hanno accolto 580 studenti e studentesse delle classi quinte delle scuole primarie cittadine, protagonisti di giochi e attività pensate per favorire collaborazione, relazione e lavoro di squadra tra i bambini di istituti diversi. Ed è un momento di incontro e di sport, di sano divertimento, un modo bello per chiudere l'anno scolastico, per chiudere il percorso della scuola primaria, ma soprattutto per riscoprire sport tradizionali e giochi di una volta, per incentivare i bambini alla pratica sportiva e anche a riscoprire nuovi modi per stare insieme e divertirsi lontani dai device, riscoprendo i giochi tradizionali. L'organizzazione è stata curata da WISP Treviso Belluno insieme al Comune di Treviso e una rete di partner tra scuole, terzo settore e servizi sociosanitari. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di andare oltre la competizione, puntando sulla costruzione
costruzione di legami e sulla condivisione, in un anno particolarmente significativo per gli alunni che il prossimo anno passeranno alla scuola secondaria di primo grado. La manifestazione rientra nel progetto Vicinanze, Scuola e Territorio per costruire il futuro, della cooperativa La S, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e attivo dal 2024 sul territorio trevigiano. È un progetto ad ampio raggio che coinvolge bambini e bambine degli istituti comprensivi e oggi Giocando senza frontiere è proprio testimonianza di questo. È una giornata in cui tutte le classi, le 31 classi delle scuole primarie hanno l'opportunità di stare insieme, di divertirsi, di giocare, di condividere del tempo per conoscersi e apprendere delle competenze trasversali fondamentali per la crescita dei minori. Il progetto ha proprio questo obiettivo, di creare nuove opportunità per i minori dentro gli IC, tra gli istituti comprensivi insieme e anche con il territorio. Era l'ultimo servizio per questa nostra prima edizione, il tempo è terminato, grazie in regia ad Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. Vi ricordo dopo di noi come sempre le previsioni del tempo. Alle 15:45 torna il cinema, Un divano a Tunisi, film del 2019 che vi invitiamo naturalmente a non perdere. È tutto, grazie per essere stati con noi e a voi tutti un buon pomeriggio, arrivederci.